Allora, Simone Quinquinio, un pareggio per la Roma che non cambia molto per quanto riguarda la vostra classifica, una partita sfortunata che forse meritavate fino alla metà del secondo tempo, alla fine un episodio vi ha forse penalizzato. Come giudichi la prestazione della squadra e soprattutto come giudichi la classifica della Roma dopo 8 giornate? È stato un pareggio con una squadra che neopromossa, sapevamo che è una buonissima squadra, quindi insomma è andata così. Il problema è che insomma, stavamo in vantaggio, abbiamo giocato secondo me un buon calcio, loro si sono fatti rispettare, la partita è stata pareggiata, non voglio parlare dell'episodio se ci penalizza o no perché non mi piace parlare degli arbitri, è finita a due pari e è andata così, poi insomma le immagini vengono interpretate da tutti in modo che vogliono. E la classifica della Roma abbiamo fatto un buonissimo inizio, c'è stato uno stop, un pareggio, c'è stata una sconfitta con una buonissima squadra, ci sta, il campionato è equilibratissimo, quindi ci possono stare queste cose. Perfetto, grazie.